Antonello Palma, se vuoi, vieni qua, raccontaci cosa, la tua esperienza un attimino. Lui è un maresciallo dell'aeronautica, ha deciso di schierarsi e dice basta, non mi devo nascondere. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per il tempo che ci dedicate, un tempo prezioso e sappiamo benissimo quanto ci costa impiegarlo in questo settore. Niente, io volevo fare alcune riflessioni a seguito di alcune trasmissioni che abbiamo visto anche in televisione. La riflessione è questa: ultimamente sono venuti i leader nazionali addirittura per sostenere i big del loro partito. È venuto Berlusconi, è venuto Renzi, tutti hanno detto che il loro candidato è il migliore che possiamo avere alla presidenza della regione. Io ho fatto una piccola osservazione, che è questa: nessuno ci ha chiesto scusa però per le fesserie che hanno fatto in questi ultimi 10 anni. Nessuno si è degnato di chiedere scusa a Luis Sardi. Perché? Non più tardi di 10 giorni fa abbiamo visto una sentenza esecutiva nei confronti della regione Sardegna. Questa sentenza dice che cosa? Che dobbiamo restituire 78 milioni di euro all'impresa Quadri. Perché? Perché qualcuno, utilizzando il suo potere, non ha consentito all'impresa Quadri di fare il proprio mestiere. A questo punto la regione è stata condannata a pagare 78 milioni di euro. E io dico questo: questi 78 milioni di euro chi li paga? Li paga l'ex presidente Soru con l'ex assessore Pigliaru, oggi candidato alla regione, o li paghiamo tutti noi? Primo. Secondo, non ci hanno neanche chiesto scusa sempre queste persone per quello che avevano fatto anche prima, perché oltre ai 78 milioni siamo stati condannati a pagare altri 22 milioni circa di rimborsi sulla tassa sul lusso. E questi altri 22 milioni chi li paga? Li pagano sempre solo il Pigliaru o li paghiamo tutti noi? L'altro punto è: circa un mese fa sempre la regione Sardegna è stata condannata a rimborsare circa 11 milioni di euro per la cosiddetta flotta sarda. Anche questi 11 milioni di euro chi li paga? Li paga Cappellacci e l'assessore ai trasporti o li paghiamo tutti noi? Quindi la domanda è: in questi ultimi 10 anni cosa è successo? Abbiamo visto governare centrodestra e centrosinistra, si sono alternati in egual misura. La domanda è questa: in questi ultimi 10 anni abbiamo migliorato o abbiamo peggiorato? Tutto qua. Grazie Antonello.